Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, subito pronti per commentare una nuova interessante partita dagli studi internazionali di Mattoscacco Cinema e Produzioni. Allora, ci troviamo qui per commentare una partita giocata recentemente all'interno di un fortissimo torneo internazionale che si sta giocando in questi giorni negli Emirati Arabi. Con il bianco abbiamo un grande maestro giovane statunitense e credo che abbia 18-19 anni, di nome Niemann, e con il nero un giocatore locale di nome Muradli. Stiamo parlando di giocatori molto quotati, grandi maestri dall'alto dei 2650 punti per il bianco e 2530 per il nero, quindi giocatori professionisti. Questo è un torneo fortissimo e uno degli sponsor dell'organizzazione, quindi uno sceicco, ha voluto intorno a sé un centinaio di grandi maestri da tutto il mondo, e tra loro in gara anche un fortissimo giocatore italiano, il giovanissimo Luca Moroni. La partita è iniziata così: D4 per il bianco, D5 per il nero, C4, e molti di voi, molti di noi, comunque sappiamo tutti che questa è una delle posizioni più comuni, che prende appunto il nome di gambetto di donna. E6 per il nero, una delle tante interpretazioni, e vediamo un po' che tipo di impostazioni hanno voluto dare i due giocatori. La premessa è: il giocatore con il bianco tra l'altro ha una storia molto particolare, perché lui negli ultimi 4 anni ha guadagnato qualcosa come 700 punti Elo. E non stiamo parlando di piattaforme scacchistiche, stiamo parlando di Elo reale, e quindi negli ultimi 4 anni con questo miglioramento incredibile ha conquistato il titolo di grande maestro e attualmente si trova nella top 100 mondiale. Il giocatore con il bianco è un giocatore molto creativo, quindi facciamo attenzione, vediamo se effettivamente riuscirà a mettere in pratica la sua creatività durante il corso della partita. Qui gioca cavallo C3 e il nero gioca 6. A6 è una mossa ok da interpretare in diversi modi, perché il nero potrebbe darsi che giocando a 6 in qualche occasione, in qualche circostanza, cercherà di catturare il punto C4, catturare C4 perché poi sarà facile per lui sostenere il pedone di vantaggio con B5. Quindi prima o poi il nero vuole effettuare questa cattura in C4. Altre idee potrebbero essere giocare a 6 per non subire salti in B5, ancora non sappiamo come andrà la partita, ma a volte il nero in pieno stile gambetto di donna cattura in C4, il bianco lo riprende e poi cercherà di giocare C5 per evitare appunto salti in B5 da parte del bianco. Il giocatore statunitense non vuole dare questa opportunità, quindi cattura subito in D5 obbligando la ripresa di pedone. Cavallo F3 per il bianco e dopo C6 otteniamo questa posizione qui. C6 è interessante perché sosteniamo il pedone D5 e nel momento in cui sosteniamo il pedone D5 siamo in grado a volte di svincolare l'alfiere di case chiare, quindi alfiere F5 o alfiere G4 potrebbero essere delle possibilità. Qualcuno potrebbe dire: ok, perché non posso giocare subito alfiere F5 o alfiere G4? E la risposta la diamo osservando questo pedone B7. Quasi sempre, ogni volta che il vostro avversario muove l'alfiere del lato di donna, dietro di lui lascia delle debolezze nella colonna B, e quasi sempre queste debolezze sono il pedone B2 oppure il pedone B7, in questo caso il pedone B7. Infatti alfiere F5 potrebbe essere punita all'istante da donna B3, attacco B7 e mi rifaccio anche su D5. Dunque il nero ha la necessità di giocare C6 perché dopo C6 prepara una difesa del pedone B7 con donna C7, oppure dopo alfiere D6 magari donna E7, e a quel punto, quando la donna difenderà il punto B7, sarò in grado di sviluppare l'alfiere di case chiare. Quindi questo potrebbe essere un piano. Donna B3 sulla scacchiera, donna B3 evita per adesso che questo alfiere possa andare in gioco, e alfiere D6 per il nero. Il giocatore con il bianco, che qualche minuto fa dicevo essere un giocatore molto creativo, dinamico, che cerca sempre di attaccare, qui gioca una mossa molto interessante, E4. E4 per il bianco è molto bella perché nell'immediato stiamo mettendo sotto pressione, abbiamo 3 attacchi, 3 controlli sulla casa D5, quindi stiamo creando
un disagio al centro della scacchiera. Pedone per E4 è obbligata e a questo punto, piuttosto che giocare cavallo per E4, di cui ci sono diverse partite nei database, è stata giocata cavallo G5, minaccia immediata, vogliamo attaccare il punto F7. Attaccare il punto F7, E4 è comunque un punto, un pedone che io potrei attaccare e catturare successivamente, nessuno lo difende, quindi essendo attaccato 2 volte io posso catturarlo più avanti, e qui il nero ha deciso di giocare cavallo H6. Cavallo H6, scelta pratica, qualcuno dovrebbe difendere F7 dal matto, dalla minaccia bianca, quindi diciamo, questo ruolo è stato dato al cavallo. Alfiere 3 sulla scacchiera, arrocco corto, mossa sicura per il nero e arrocco lungo per il bianco. Inizia dunque questa gara, questa competizione di pedoni. Quando ci sono arrocchi contrapposti, chi prima prende spazio con i pedoni è colui che spesso riesce a prendere quell'iniziativa che poi lo porterà alla vittoria. Mentre il nero dovrà cercare di spingere il pedone B, il pedone A, e quindi cercare di progredire dando fastidio ai pezzi bianchi, il bianco si prepara alla spinta del pedone H, chissà anche a quella del pedone G, e appunto, come nel caso del nero, cercare di aprire delle colonne contro l'avversario. Cavallo G4 sulla scacchiera, la minaccia è tattica, in fondo il cavallo in H6 non serviva poi a molto, era un cavallo che aveva un ruolo difensivo, lo stesso ruolo difensivo è stato dato alla torre, quindi da G4 voglio catturarti l'alfiere per poi rifarmi sul cavallo in G5. Cavallo per E4, e a questo punto, dopo il cambio in E3, la situazione è la seguente. Il nero è già pronto nell'avanzare i propri pedoni, effettivamente dopo B5 sembra un po' più veloce, però se osserviamo bene questa posizione i pezzi del bianco sono meglio coordinati in attacco. Una mossa semplice e di sviluppo come alfiere D3, come vedete, si coordina a raggi X, si dice a raggi X quando si coordina non direttamente, quindi non attacco direttamente quel punto, ma l'attacco indirettamente, quindi tra quel punto e il mio pezzo c'è qualcos'altro, in questo caso il cavallo, e quindi c'è questo attacco indiretto sul punto H7. Quando l'alfiere si sposta lascia la casa F1 a una torre, quindi potrebbe arrivare un terzo attaccante su F7. Qualora abbia la necessità potrebbe arrivare un quarto attaccante, in che modo? Semplicemente raddoppierò le torri, quindi raddoppio le torri sulla F. Questa è una posizione molto comoda per il bianco è molto più rapido nei confronti del suo avversario. Alfiere 7 sulla scacchiera cercando nuove semplificazioni e H4 una mossa così spontanea che il bianco la gioca all'istante. Perché è spontanea, sappiamo che dobbiamo prendere spazio con i pedoni, sappiamo che dobbiamo mantenere il cavallo in G5 perché, come abbiamo visto, gli attacchi che ho mostrato prima funzionano perché abbiamo un cavallo in G5 e quindi H4 riesce in questo. G6 per il nero. Ricordate che quando abbiamo delle alternative al movimento dei pedoni dell'arrocco, quasi sempre dovremmo andare verso quelle alternative. Muovere un pedone dell'arrocco è l'ultima cosa che dovremmo cercare di fare. Ogni volta che lo muoviamo creiamo delle debolezze. Torre F1 sulla scacchiera, pressione su F7, qui ci sono 3 attaccanti, quindi occhio, il bianco vuole vincere subito. Domanda per tutti, come potremmo difendere questo pedone F7? Qualcuno potrebbe rispondere con donna E8, però come vedete donna E8 è una mossa molto passiva. Siamo alla mossa 15 e quasi tutti i pezzi del nero si trovano nella traversa iniziale, vuol dire che l'apertura è andata male, qualcosa è accaduto e quindi un po' senz'altro da approfondire. Donna E8, mossa passiva, è vero che difende F7, e l'alternativa donna D5 che è la mossa giocata in partita ha creato adesso una sequenza di mosse molto che poi dopo che la vedremo diremo ok, che mosse semplici che ha fatto il bianco per poi aver concretizzato la partita, il suo vantaggio. Donna per D5, pedone per D5, cavallo F6, scacco, ti obbligo al cambio, altrimenti cade e salta il pedone D5, quindi dopo il cambio torre per F6. Adesso, come vedete, ci sono dei pedoni che ho colorato di rosso. Per quale motivo? Questi pedoni colorati di rosso, che adesso coloro di azzurro, rendono evidente la debolezza dell'alfiere di case chiare.
Come vedete in questa posizione abbiamo due alfieri presenti all'interno della scacchiera, dove l'alfiere del bianco è molto contento perché, come vedete, ha tante diagonali dove poter giocare. Semplicemente in D3 gioca a destra, gioca a sinistra, i suoi pedoni sono quasi tutti su casa scura e quindi l'alfiere del bianco è sicuramente un alfiere forte. Non possiamo dire lo stesso, anzi possiamo dire sicuramente che l'alfiere del nero è un alfiere cattivo, un alfiere brutto, non ha tante diagonali dove giocare e purtroppo per lui si è ritrovato in questa situazione ingabbiato dai propri pedoni. Torre 7 per il nero. Dato che l'alfiere in C8 non è chiaro dove svilupparlo, allora cerco di creare uno sviluppo diverso, differente, creativo da parte del nero. H5 è il momento di attaccare, voglio catturare in G6 e rifarmi sulla colonna H. H6 rimuove il cavallo e H6 è una mossa utile perché scacciamo questo cavallo, però è una mossa che in realtà crea una inchiodatura sulla traversa. Adesso il pedone G è un pedone inchiodato, immaginiamo che lui decida di catturare, qui probabilmente si perde nel giro di poche mosse. Torre per H5, la prossima catturo qui e come vedete due torri in colonna da sole contro il re avversario porteranno a qualche problema. Tornando alla partita, cavallo F3, re G7 attacco la torre attacca pedone e dopo che la torre nera difende il tutto, il bianco si limita a giocare in questo modo. Gioco una sequenza che prima definivo semplice, quindi cambio le torri e cerco di concentrarmi sulle debolezze. Questo pedone G6 è un punto debole. Cavallo H4 lo attacca 3 volte e la domanda potrebbe essere: ok, posso difendere G6? La risposta è sicuramente no. L'alternativa potrebbe essere la spinta, però come vedete un cavallo in F5 è veramente forte perché minaccia il re, minaccia il pedone H6, a volte minaccia cavallo E7 per rifarsi su D5, quindi un pedone di fatto si perderà lo stesso. E allora dopo cavallo H4 il nero, giocatore esperto, ricordiamo comunque essere un grande maestro, decide di cedere il pedone G per rifarsi sul pedone E. Cosa che purtroppo non è possibile, perché quando io catturo in G6, una mossa come torre per E3, che sarebbe una mossa fantastica perché guadagni il tempo sull'alfiere e in D3 che non è difeso, non funzionerà per via del doppio. E allora il bianco cattura in G6, il bianco ha un pedone in più. Il nero quindi cerca di limitare i propri danni giocando mosse difensive cavallo F8, re D2 per il bianco e a questo punto si continua con cavallo per G6. Il bianco ha un pedone in più, il bianco sta meglio, il bianco ha un alfiere che abbiamo detto essere fantastico nei confronti di quello avversario e allora continua le proprie semplificazioni, cavallo per G6, pedone per G6. Domanda, siamo in finale, e come continuare? Ricordiamo che in finale tutti i pezzi devono giocare, qui c'è una colonna libera, facilmente controllabile, metto la torre in C1 e miglioro la mia posizione. Alfiere G4 sulla scacchiera, scacco per il bianco, cercando di adescare questo re in posizioni molto più rischiose. Una mossa come Rf8 sarebbe un po' triste perché come vedete la torre è così forte che limita e taglia totalmente il re avversario dal gioco. Quindi dopo torre C7 scacco il re va in F6 e dopo torre C5 bisogna difendere il pedone. Se lo difendessi di torre perderò il pedone A6 perché dopo lo scacco perdo A6. Se lo difendo così come andate in partita con alfiere 6, comunque torre C6, attacco il pedone, inchiodo l'alfiere, la torre avversaria difenderà il pedone e qui ci sono più modi per proseguire. Anche la tattica alfiere per G6 sicuramente funziona. Il re del nero in una situazione di sovraccarico perché o difende l'alfiere o difende il pedone, entrambe le cose non potrà farne. Il bianco ha giocato E4 e dopo E4 il nero si è reso. Qual è l'idea di E4? L'idea di E4 è obbligare la cattura, dopo la quale il bianco si ritrova con un pedone D libero, sostenuto dall'alfiere, se necessario interviene la torre, se necessario interviene il re, e chiaramente ci sono anche le minacce tattiche, sempre con l'alfiere per G6. A questo punto il nero si è reso. Partita notevole che rivediamo da parte del giocatore con il bianco, D4, D5, C4 e 6. Quindi il giocatore creativo, il giovane 18enne statunitense, come vedete è riuscito a creare un gioco dinamico sin dall'apertura, posizionando semplicemente la donna in B3
per poi giocare una mossa un po' atipica come 4. Perché è una mossa atipica? Perché qualora il bianco perda l'iniziativa, questo pedone D4 soffre un po' perché è comunque un pedone isolato. Cavallo G5 minaccia di matto, cavallo H6 difende e dopo alfiere 3 arrocchi contrapposti. Chi prima attacca con i pedoni, così come da freccia azzurra, è colui che prenderà l'iniziativa. Cavallo G4 cercando semplificazioni che arrivano, ma il gioco del bianco abbiamo detto essere molto semplice. La domanda potrebbe essere, anzi questa è una domanda che rivolgo a voi, quale poteva essere un'alternativa in apertura per il nero, un altro sviluppo per il nero, e quindi l'invito che commentiate per proporre quale poteva essere un'altra continuazione. Alfiere D3, alfiere 7, H4 mossa della partita, G6 difende, a questo punto torre F1, triplo attacco sul punto F7 e donna D5 difende tutto. La partita è continuata con il cambio delle donne, il cavallo che dà scacco, obbligando una nuova semplificazione, e a questo punto arriva il famosissimo pedone H. Il pedone H va in attacco e cerca di aprire la colonna H per poi raddoppiare le torri, e lì nel giro di qualche mossa si potrebbe creare qualche posizione di scacco matto, e H6 per il nero. Cavallo F3, Re G7, qui arriva un cambio di donne e dopo cavallo H4 purtroppo per il nero si perde un pedone, ma oltre a perdere il pedone il bianco mantiene un'iniziativa facile. Prima semplificazione, attiviamo la torre, alfiere G4, scacco per cercare di tagliare fuori dal gioco in modo definitivo il re avversario, e dopo re F6 torre D5. Attacco il pedone che è difeso con alfiere 6 e quindi torre C6 e 4 e il bianco vince. Il giocatore con il bianco come dicevo, un giocatore molto creativo, giovane, ha una particolarità che negli ultimi 4 anni ha guadagnato qualcosa come 700 punti Elo e attualmente nella top 100 mondiale, chiaramente con questi risultati, questo gioco molto creativo, sta scalando la classifica. Spero che questa partita vi sia piaciuta, a me è piaciuta parecchio e quindi ve l'ho riproposta. L'invito è il solito, seguite i social di Matto Scacco e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!